Allora, stavamo dicendo il RED, va richiesto, che valenza ha, che cosa serve adesso? Allora, intanto il RED sta per redditi. Ed è un modello che tutti gli anni, tutti i pensionati che hanno delle prestazioni che sono legate a dei redditi, ad avere un determinato reddito. Abbiamo visto prima, no, la 14esima, fino a 750 euro mensili lordi. Cosa significa? Non solo di pensione, ma anche se uno non deve avere altri redditi aggiuntivi. Allora, questa è una prestazione legata al reddito. Per tutte queste prestazioni l'INPS ha bisogno che tutti gli anni il pensionato certifichi una serie di redditi che possono anche non essere contenuti nel modello 730, perché talvolta alcuni redditi che vengono richiesti dall'INPS per dare una prestazione sono per esempio gli interessi bancari. Questi non sono all'interno, no, della denuncia di redditi. Quindi il pensionato deve sapere che l'INPS non manda più a casa il RED, che una volta era contenuto nel cosiddetto bustone. Quindi si deve interessare, vengano i pensionati nelle sedi SPI-CGIL, perché noi li indirizziamo, noi abbiamo il CAF che fa i RED e quindi gli prendiamo l'appuntamento, glielo facciamo fare in modo che siano ben chiaro, a posto. Perfetto. Pronto? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Italo e la chiamo da Padova. Buongiorno signor Italo, prego. Io sto seguendo questa trasmissione e le informazioni che ci vengono date sono molto precise. È chiaro che poi se questo governo deciderà di dare un po' di aumento ai pensionati sotto un certo reddito, la cosa mi pare sia positiva. Però io penso che dal punto di vista meramente sindacale il problema sia un altro. Noi lavoratori dipendenti o pensionati, io sono pensionato perché ho 70 anni, siamo quelli che stiamo pagando il prezzo maggiore. Mi spiego, si va in pensione a 40-42 anni di servizio di anzianità e vengono ridotte assolutamente le prestazioni sanitarie di cui abbiamo assolutamente bisogno, tant'è vero che io non mi posso permettere nessuna forma di assistenza sanitaria, mi tengo il male e me lo gestisco da solo. Voglio dire, io credo, visto che sto parlando con i sindacalisti, che il sindacato si sarebbe dovuto battere, ma non proponendo, discutendo, vere lotte potenti, forti, volute, desiderate, perché erano giuste intanto per i 35 anni, perché una persona che ha lavorato per sotto padrone 35 anni, vi assicuro che basta e avanza, e poi tutti devono lavorare 35 anni, senza nessuna differenziazione tra parlamentari, Presidenti della Repubblica, Presidenti di Regione, politici, eccetera, eccetera. Dopodiché con 35 anni si deve assolutamente poter andare in pensione col 70% di quello che è stabilito dalla legge, secondo me. E un'altra cosa che io non capisco, perché a un lavoratore o una lavoratrice italiana che abbia lavorato una settimana in meno rispetto alle settimane previste per i 20 anni di contribuzione, l'INPS si mangia tutti i versamenti quando ci sono delle eccezioni, per esempio a molte persone straniere vengono restituiti i versamenti se hanno superato i 5 anni, oppure vengono dati a degli stranieri delle persone a 65 anni quando noi dobbiamo aspettare per la vecchiaia ben altre età. Questo deve fare il sindacato, perché queste mi sembrano, scusate, io non voglio offendere nessuno, ma queste mi sembrano quisquiglie e pinchillachere. La situazione, le robe fondamentali sono che lo Stato il sindacato non può permettere che lo Stato attraverso l'IBI ci rubi 20 anni di lavoro, non è possibile, e dopo a 35 anni si deve poter andare in pensione e i risparmi di spesa si fanno su altre cose, non sulla pelle dei lavoratori dipendenti. Questo io pretenderei da un sindacato, perché capisco l'assistenza è tutto perfetto, ma i ricchi accontentano, ti fanno, eccetera, eccetera, però i contenuti fondamentali sono ben altri. Non inganniamo la gente con l'efficienza
di un servizio che viene dato bene ma a discapito della qualità della vita del lavoratore dipendente. Chiarissimo. Perché evidentemente qualcuno non ha lavorato 35 anni sotto padrone nel settore metalmeccanico per capire cosa sono 35 anni di lavoro in fonderia. È chiaro. Grazie signorita, adesso vediamo di rispondere, grazie molte. Ecco, il nostro telespettatore ha toccato un aspetto che volevo appunto chiedere anch'io, perché tra l'altro sembra notiziola buttata là adesso, che staremo a vedere, i livelli LEA, i livelli di assistenza essenziali di assistenza, sembra che vengano ritoccati, naturalmente a svantaggio dei cittadini e con un ritocco anche dei ticket. Quindi giustamente il telespettatore dice, e questo è il primo capitolo, dopo affrontiamo tutti anche quelli di carattere sindacale. Primo capitolo, se però tu mi prendi in giro, cioè mi vai a ritoccare queste cose qui, però poi i ticket diventano più cari, i LEA vengono modificati, cioè è una presa in giro perché la sanità non me la posso permettere, muoio prima, tu Stato sei contento perché a questo punto devi pagarmi meno pensione perché non mi posso curare. È vero, perché la sanità, si ricorre alla sanità sempre meno. Allora, io penso questo, l'abbiamo detto tante volte, lo ripeto, è un pensiero non solo mio, è un pensiero nostro come organizzazione sindacale, siamo in una fase estremamente difficile, ok? In cui purtroppo le persone che la pensano come il signor Italo, o come me, o come te, o come la Maria, sono in minoranza. Può voler dire tanto, può voler dire poco. Di fatto sta così. Chi sta all'interno del Parlamento in questa fase politica, e ormai da diversi anni, rappresenta una maggioranza che, ed è la discussione proprio di questi giorni, di come si costruisce cioè anche la prossima legge di bilancio che riguarderà il 2017. E certi problemi non li vive sulla propria pelle. Non vivendoli sulla propria pelle, fa delle scelte che vanno a vantaggio esclusivamente delle imprese, per esempio, no? E quando si dice non ci sono i soldi per mandare in pensione, io dico 35 anni, noi diciamo 40 anni, sarebbe sufficiente, 41 anni, a seconda dei tipi di mestiere che fai, questa è la proposta che come organizzazione sindacali unitarie stiamo facendo, sarebbe più che sufficiente, 35 e anche meno chi fa i lavori usuranti, ma non ci sono i soldi. E la cosa che stiamo dicendo noi è che non ci sono i soldi per fare questa roba, ma per dare 30 miliardi alle imprese, per assumere decontribuendo no? I giovani, come hanno detto, in realtà 30, come abbiamo visto, i conti non tornano perché si sono spesi 60 milioni di euro per ogni persona assunta, i famosi 580 mi pare, se non mi ricordo, 1000 persone, che poi sono tutte non a tempo determinato, ma per le imprese si trovano e per queste cose, per le spese sociali no. Quando tu hai contestualmente, sono i dati di oggi, anche un'evasione fiscale e contributiva che è pazzesca. Ora, cosa facciamo? Rivoluzione? Esatto, no, io ci sto, io sono d'accordo, ma non è semplice. Perché le persone in questa fase storica, diciamo così, anche chiamarle in piazza e reagire come si sta facendo da qualche parte non è semplice, perché le diseguaglianze, le difficoltà, l'arrabbiatura è talmente alta che tu non riesci ad aggregare. Infatti, ecco. E noi questo vogliamo incominciare a fare. Allora c'è un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, pronto, da dove chiama? Io chiamo da Solesino, Padova. Sì, dica, prego. Volevo un'informazione. Io ho 66 anni, a gennaio dell'anno prossimo, il 22 gennaio ne ho 67. Sì. Mi titolo a pensione sociale e ho 18 anni di contributi. Non ho preso la pensione con i contributi adesso perché ci volevano 20 anni. Sì. Ci siamo, ma ho messo una carta dove dice che chi ha 15 anni di contributi così ha diritto a 363 euro in più. Ok, allora devi fare una domanda? No, una domanda. Aveva 15 anni di contributi al 92 lei? Nel 92 aveva già 15 anni di contributi versati? Sì. Ce li aveva già, benissimo. Allora guardi, io le indirizzo subito, grazie della chiamata, anzi, la ringrazio. Al patronato Inca, quello più vicino a dove abita lei, perché si faccia fare il conteggio per bene, perché potrebbe aver diritto in effetti a una pensione diretta sua
contributiva. Potrebbe esserci un errore, quindi lei si faccia un errore è che prima non poteva averla perché deve avere almeno i 66 anni e 7 mesi intanto di età. Però deve andare al patronato. Però al patronato Inca, perché adesso dare l'informazione così ci vogliono proprio i dati, i calcoli esatti. Perfetto. Sì. Inca sempre CGL, per trovarlo sulla rubrica telefonica. Inca CGL. Che perfetto, grazie ai nostri telespettatori. Finiamo il discorso. No, io volevo aggiungere una cosa, perché appunto le persone insomma sono in difficoltà e siamo perfettamente d'accordo. Però voglio dire, soprattutto in particolare questa cosa della sanità a cui io sono particolarmente sensibile, come si sa, chi è che decide? Cioè il finanziamento, da un lato il Parlamento, ma le regioni, i comuni che sono i titolari di questo diritto anche nei territori mica stanno reagendo. Perché c'è un taglio adesso appalesato che sarà... Si dice che non è un taglio, è un minor finanziamento, ma è la stessa cosa. Comunque, perché da un lato i nuovi LEA i nuovi livelli di assistenza previsti, che sono servizi, prevedono la fuoriuscita dalla gratuità di alcuni servizi, come la catarate, come abbiamo detto, il tunnel carpale, cioè alcune cose che colpiscono tra l'altro gli anziani da un lato, i lavoratori dall'altro, perché sono quelli che usano... ma c'è stata una reazione? Questo pacchetto qua fa parte di un accordo Stato-Regioni, ma i presidenti di regione o i nostri sindaci, perché non reagiscono anche loro? Noi l'abbiamo messa fra le nostre priorità ed è, diciamo, un'azione che portiamo avanti quotidianamente. Ma fare sciopero su questo diventa complicato, a parte che noi siamo il sindacato dei pensionati, ma noi quotidianamente siamo nelle aziende sanitarie, nei confronti della regione, a livello nazionale è aperto un confronto sulla non autosufficienza perché stanno tentando di ridurre anche lì le risorse e noi non vogliamo, vogliamo che anzi vada avanti. Ecco, il problema è che è complicato informare le persone su quello che come organizzazioni sindacali stiamo facendo, ma non c'è alcun dubbio che le cose che diceva quel pensionato prima ci trovano assolutamente concordi e sul piede di guerra e molto molto attenti, e noi vogliamo andare avanti anche con loro. Allora noi, fra le varie cose, anticipo che abbiamo già in programma unitariamente di fare delle assemblee a tappeto su tutto il territorio nazionale per informare non solo di ciò che sta succedendo, delle novità sulla previdenza, e non solo per dire le novità, ma per dire che c'è anche una fase 2, e questa fase 2, se non saremo noi ad attivarla e quindi ripristinare, diciamo, delle regole più eque anche per andare in pensione successivamente per i giovani, non ci sarà nessuno, anche fra coloro i quali sono seduti in Parlamento, che discutono molto di più sulla legge elettorale che non sulle vergogne sociali e le diseguaglianze in questo Paese. Allora noi partiamo con le assemblee, informiamo su questo, io spero che siano partecipate, che la gente venga, perché io non escludo, noi non escludiamo come organizzazioni sindacali che ci sia bisogno di tornare in piazza. Ma se ci sarà bisogno di tornare in piazza bisogna che la gente partecipi. Infatti, no, ma è una cosa, adesso passo la parola anche a Maria Pistorello per questi aspetti, una cosa è rilevante effettivamente, che non è vero che manifestare, rendere pubblico, muovere i media non serve a niente come alcuni ritengono, perché faccio l'esempio di una cosa che non c'entra, così non vi vede coinvolti: la presa di posizione, gli scudi contro gli arrivi alla caserma di Due Carrare, Primo Rock, di extracomunitari, quindi una zona termale, con tutto quello che comporta. Mediaticamente hanno avuto un riverbero pazzesco, e questo ha fatto sì che il governo, al fine di non prendere posizioni, dovesse in qualche modo pronunciarsi. C'è stata anche un'attività di dialogo, ma il dialogo non sarebbe servito a niente se non ci fosse stata questa presa di posizione di scudi, come se voi non aveste fatto una manifestazione, allora vi prendo in causa, che è stata una manifestazione importante, massiva, senza dubbio il governo non vi avrebbe allungato la mano, calmiamoli un attimo che qua stiamo perdendo consensi, per cui purtroppo il semplice dialogo non serve a niente, bisogna però che ci sia partecipazione e quindi sacrificio da parte dei cittadini di dire: mi devo alzare anch'io se voglio ottenere qualcosa, perché stare solo a vedere cosa fanno gli altri non serve a niente, questo è un dato di fatto, ma sempre un po' dappertutto è così, cioè si gioca sul consenso, e quindi dove si teme che il consenso non ci sia, ai noi si corre i ripari, quindi questo è un altro dato di fatto. Vediamo un po' il messaggio che è arrivato. Si parla in tutti i TG di tagli mostruosi ai servizi, quello che si diceva, ticket sulla sanità maggiorati ed estesi anche a chi prima ne era esente.
niente, disabili compresi. Andiamo bene, sì, questa è un po' forse la notizia di quest'oggi che è passata e che forse terrorizza molte persone, perché insomma non è una cosa da poco. Qualcuno dice che questi bonus sono un voto di scambio per il sì del 4 dicembre. Io sento che sia tutto legittimo, anzi doveva essere fatto prima. Cosa, Maria Pistorello o Rita Turati, cosa possiamo rispondere? Voto di scambio? Voto di scambio assolutamente no. Io, esatto, io proprio escludo che si tratti di voto di scambio, piuttosto rispetto alle nostre manifestazioni, al fatto che noi unitariamente abbiamo messo nero su bianco una piattaforma di riforma della previdenza, di riforma in particolare della legge Fornero. Questo ha contato davvero tanto. Adesso questo governo ci sta dando ascolto, va bene, cioè noi sì, basta che non faccia un discorso che vi cerca di dare il contentino, però dall'altra sì, ma va bene, c'è chi potrebbe anche usare questa cosa. Io voglio vedere, invece voglio entrare nel merito di questo provvedimento, che è un accoglimento delle nostre istanze, di quelle che noi faticosamente abbiamo portato avanti. Quindi questa fase 1 che si è chiusa con questi benefici a favore dei nostri pensionati, e naturalmente noi contiamo anche su una fase 2 che sarà successiva, e lì probabilmente avremo anche la prova, no? Certo. Che poi pretestuosità, che questo non sia stato un pretesto per, insomma. A me verrebbe da aggiungere al volo, visto che ci deve essere la pubblicità, ma perché io devo regalarla a Renzi e alla pubblicità? No? Per il sì o per il no? No, io faccio la sindacalista, questo è il punto. Allora, come diceva Maria, io ho una piattaforma, c'è una disponibilità del governo, perché il governo in una fase di difficoltà ha, invece di buttarci fuori o di non ascoltarci come è venuto negli anni precedenti ad ascoltarci, allora io vado a vedere, c'è la possibilità di chiudere un accordo, i sindacalisti fanno questo, l'accordo si fa. Assolutamente. E quindi io se non avessi fatto questo avrei regalato il bonus, no, sulle minime, che era questa la prospettiva, invece io gliel'ho smontato tutto e infatti, ho portato a casa dei risultati. Assolutamente, torniamo in trasmissione tra pochissimo, pochi secondi di pubblicità.